barca Città di Caorle, che rappresenta l'anima e la tradizione della nostra città, nonché l'orgoglio della nostra città. Una barca che nasce con uno scopo preciso, quello di portare la nostra Madonna dell'Angelo in processione ogni 5 anni, per una ricorrenza, perché noi abbiamo un santuario votivo della Madonna dell'Angelo e tutta la città ogni 5 anni si dipinge a festa per festeggiare la Madonna dell'Angelo. Per noi è rappresenta un orgoglio, perché è un patrimonio della città che noi come amministrazione preserviamo, e grazie all'aiuto del comitato la manteniamo e facciamo anche un'attività divulgativa, storica della nostra tradizione. È qua nel nostro porto, nel cuore della città, per rappresentare quello che è, e anche un'attrazione turistica, quindi anche l'ospite può vederla e ammirarla anche in un periodo diverso da quella che è la nostra ricorrenza. Ogni anno partecipiamo anche alla regata storica ed è una delle barche più belle che si possono vedere. La Caorlina quest'anno fa 26 anni, è la barca più grande a remi d'Italia, è lunga 21 metri. Abbiamo 24 vogatori a ruota, più parte sono maschi, dai 20 anni ai 80 anni. E la barca è stata fatta solo con offerte da tutto il paese di Caorle e anche da tutta Europa. Con dei pescatori che ci hanno preso questo impegno, hanno cominciato a tirare su soldi e l'hanno fatta, perché Venezia per un anno non ce l'ha data. Eravamo senza barca per la Madonna, che si fa ogni 5 anni, adesso cade nel 2025, sempre la seconda domenica di settembre. Abbiamo appena fatto il centenario perché? Perché nel 1923 è stata bruciata dai ladri, allora il patriarca ce ne ha donata un'altra, è stata poi riportata a Venezia dove è stata benedetta e da lì l'abbiamo riportata a Caorle. È un grande onore per la Fondazione Caorle Città dello Sport sostenere la Voga Remiera Caorle, che gareggerà anche quest'anno alla grande regata storica di Venezia al 3 di settembre. L'anno scorso abbiamo avuto una doppia soddisfazione in quanto i nostri ragazzi hanno vinto col colore verde. Quest'anno Città di Caorle parteciperà col colore canarin. E come l'anno scorso abbiamo un'ulteriore soddisfazione, i ragazzi di Caorle, 2 nostri compaesani, gareggeranno su altre imbarcazioni. Quindi un in bocca al lupo alla città di Caorle e ai nostri concittadini per una grande esperienza sportiva.